Faceva lavori edili ma andava a rubare nelle case dei vicini. È ritenuto responsabile di numerosi furti in abitazione compiuti nel comprensorio bassanese a gennaio e febbraio. Si tratta di un 48enne cittadino italiano residente a Bassano del Grappa, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. L'ordinanza disposta dal GIP del Tribunale di Vicenza riguarda le indagini svolte dal personale del settore anticrimine e del posto di segnalamento e documentazione di polizia scientifica del commissariato di Bassano. In particolare una squadra volante era intervenuta a Rossano Veneto per un furto in abitazione, accompagnato da imbrattamento con bomboletta spray. Gli accertamenti hanno confermato che l'uomo aveva messo a segno altri colpi nel bassanese, sempre con lo stesso modus operandi. Arrivava in abitazioni private per eseguire dei lavori di ristrutturazione edile e, approfittando dell'assenza dei vicini, andava a rubare proprio nelle loro case. Il 48enne ora si trova in carcere a Vicenza.